Salve a tutti, oggi nella mia cucina prepariamo il babà rustico. Questo è il vero babà rustico perché è una versione salata del babà vero dolce napoletano, cioè fatto con più uova ed incordato come un babà napoletano. Io lo vado a fare in planetaria, si può fare anche a mano o con uno sbattitore. Mettiamo la farina nella planetaria, mettiamo il sale e lo zucchero. Una percentuale di zucchero ci vuole sempre all'interno per dare sempre il colore bruno all'impasto. Inizialmente 3 uova, andiamo a sbriciolare il lievito all'interno in planetaria. Ovviamente la quantità di lievito è correlata al tempo che vogliamo far lievitare l'impasto. Se mettiamo meno lievito, ovviamente devi lievitare più a lungo. Mettiamo a marcia media, facciamo diventare un solo corpo vicino al gancio. L'impasto si è collegato al gancio, quindi possiamo mettere il burro a pezzetti. Ogni volta che inseriamo gli ingredienti burro e uova, aspettiamo sempre che l'impasto diventa compatto prima di inserire i restanti ingredienti. Inseriamo il restante burro. A questo punto possiamo inserire le uova una per volta. Non mi dite nei commenti che sono troppe uova nell'impasto perché il vero babà napoletano è fatto con molte uova. Poi se ce ne mettete di meno non state facendo babà napoletano. È pronto, testiamo l'incordatura. Guardate. Tante persone sicuramente mi chiederanno il perché si fa tutta questa lavorazione anche per un semplice babà rustico. Per avere un impasto bello compatto e una mollica ben areata bisogna fare questo sistema. Adesso inseriamo all'interno il misto salumi. Facciamo mischiare il misto all'interno dell'impasto. L'impasto è pronto, lo possiamo togliere. Guardate come è incordato. Metto in un recipiente. Adesso lo facciamo stare a una temperatura compresa tra i 28 e i 30 gradi per circa un'oretta. Potete anche mettere il forno alla temperatura di 30 gradi, poi spegnete e mettiamo l'impasto all'interno. Andiamo a imburrare uno stampo. Io uso questo qua a margherita con il buco centrale classico del babà napoletano. Prendiamo l'impasto. Andiamo a mettere io ho fatto anche di babà mignon, se li volete fare io l'ho fatto solo per decorazione. Adesso facciamo lievitare il babà fino all'orlo dello stampo a una temperatura sempre compresa tra i 28 e i 30 gradi. Il babà è lievitato perfettamente fino all'orlo, lo andiamo a infornare alla temperatura di 175, massimo 180 gradi, forno statico per circa 40-45 minuti. Forno ventilato, sempre 175 gradi, per circa 40 minuti.